Autonomia, una costruzione complessa. Se il primo mattone è stato il referendum stravinto dai sì, il secondo è sicuramente la consulta del Veneto che domani si insedia in regione. Ci sarà il presidente dell'Unione delle Province del Veneto, ci sarà il presidente dell'ANCI, intanto se poi vogliono chiedere anche a me che ho un po' di esperienza qualcosa, io sono qua perché voglio collaborare perché ai cittadini venga dato quello che è meglio dare in termini di maggiori servizi e minori costi. Maggiori servizi e minori costi. È così che vede l'autonomia il sindaco di Vicenza, la città che con il 93,2% di sì ha segnato il record veneto al referendum. E lui, Achille Variati, è pronto a fare la sua parte. Per ogni funzione bisogna capire cosa è realmente possibile fare a livello regionale o a livello dei comuni o a livello delle associazioni dei comuni e come si fa a fare meglio e a costare meno e tutti i soldi che risparmiamo cosa significa? Meno tasse? Sì, certo, può essere una buona strada, insomma c'è un grande lavoro da fare.